Signore e signori, buonasera. Le immagini che vedete vi giungono da Gragnano, nel comune di Capannori, dall'Hotel Country Club, dove stasera si svolgerà la 19ª edizione del Premio Fedeltà allo Sport, una manifestazione organizzata e voluta fin dalla prima edizione da Walter Nieri, che riesce ogni anno ad avere presenti tantissimi sportivi, e ora andiamo a vedere chi è presente a questa 19ª edizione. Tra i premiati stasera Maurizio Fondriest, ex campione del mondo, ma soprattutto un grandissimo ormai uomo di ciclismo. Tra poco parte il Giro d'Italia e un giudizio da parte tua è obbligatorio quasi. Ma il Giro d'Italia penso che sarà un bel giro perché è movimentato, hai delle tappe, solite tappe per velocisti, però hai delle tappe anche intermedie, non solamente per gli scalatori, che si giocheranno questo Giro d'Italia, e quindi sarà bello da vedere anche per questo. Per quanto riguarda la classifica, penso che Alberto Contador sia l'uomo da battere, non solo per quello che ha fatto negli anni, non solo per il suo nome, ma anche perché la condizione che ha attualmente direi che è buona. È un corridore solido che fin dall'inizio di stagione ha dimostrato di saper vincere, e penso che sia l'uomo da battere. Noi abbiamo Aru che l'anno scorso ha fatto molto bene al Giro, però direi che un ragazzo così giovane con grandissimo talento bisogna stare attenti a non dare troppa pressione. Te segui anche lo sport giovanile, soprattutto le gare juniores e dilettanti. Ecco, c'è un corridore che consiglieresti per il futuro? Guarda, seguo alcuni corridori, fra i quali è Gianni Moscon, che adesso è il terzo anno da dilettante, passerà l'anno prossimo, ha fatto una grande stagione l'anno scorso cadendo nel finale ai campionati del mondo, e quest'anno ha già vinto 3 corse, secondo al Giro delle Fiandre, quindi è uno dei corridori italiani, penso il corridore italiano più forte. E una cosa, l'errore che si fa in Italia con i ragazzi giovani, soprattutto nelle squadre juniores, ci sono delle squadre in Italia che si comportano come squadre professionistiche, cercando di arrivare solamente come obiettivo al risultato. Però se hai un talento bisogna tutelarlo. Con Moscone abbiamo lavorato bene, negli juniores ha fatto veramente gli juniores, studiando, allenandosi il giusto, perché c'era anche lo studio, e è cresciuto piano piano e adesso si vedono i risultati. Logicamente alla base ci vuole il talento, però purtroppo in Italia vedo tantissimi talenti da juniores che poi spariscono, e questo è un grave errore da parte delle squadre. L'altro corridore che sto seguendo è Conci, che è juniores, anche lui un grande talento, e cerchiamo vorrei portarlo a fare questo percorso come ha fatto con Moscon, cercando di portarlo al professionista, però con la giusta misura degli allenamenti e delle gare. Fabio Orlandi, presidente del Consiglio Comunale di Altopascio, è un fedelissimo del Premio Fedeltà allo Sport, e come diceva Walter Nieri l'appoggio che date tutti gli anni alla manifestazione è fondamentale, e credo che anche da parte vostra sia importante la presenza a una manifestazione di questo genere. Sì, certamente una presenza ormai abitudinaria da sempre. Il Comune di Altopascio ha creduto in questa manifestazione, che devo dire è di assoluto rilievo per il movimento sportivo nostro provinciale, per tutto il territorio, per cui ecco, merita tutte le attenzioni possibili. Non capita frequentemente di avere così tanti campioni presenti, campioni che hanno fatto la storia dello sport, hanno dato il loro esempio, che viene portato a modello per tutti gli sportivi, soprattutto per i più giovani, ma poi abbiamo un momento di promozione anche delle realtà sportive locali, di tutto questo mondo che è vitale, ha bisogno di sponsor, ha bisogno di vetrine come questa, e niente, tutti gli anni Walter Nieri, il grande patron, riesce a mettere insieme tutta questa squadra con delle capacità ammirevoli, e riesce a fare tutti gli anni un premio Fedeltà allo Sport sempre più importante dell'anno precedente, per cui noi saremo sempre vicino a questa manifestazione. Igor Cassina è uno dei premiati stasera al Premio Fedeltà allo Sport, un premio che viene assegnato ogni anno a tanti sportivi. Credo che sia un piacere essere qui a Lucca. Buonasera a tutti, sì, un piacere essere a Lucca in un bellissimo contesto, un premio che mi dà indubbiamente soddisfazione e motivo di orgoglio, visto che nei precedenti anni, nelle precedenti edizioni, tanti atleti insomma, di
di grande caratura sono stati premiati, quindi mi dà molta soddisfazione. Credo che dia anche soddisfazione il fatto che gli sportivi ancora dopo un po' di anni, non tantissimo, si ricordano ancora di Diego Cassin e di quello che hai fatto per lo sport italiano. Mi fa piacere, la mia è stata la medaglia numero 500 nella storia delle medaglie che gli atleti azzurri hanno conseguito. Per me è stata la realizzazione di un sogno e grazie anche al movimento Cassina questo mi ha dato la possibilità, umilmente parlando, di entrare nella storia, perché nel 2001, quando l'ho presentato per la prima volta in un campionato del mondo, poi nel codice internazionale dei punteggi compare proprio il movimento con scritto elemento Cassina. Credo che questa sia una grandissima soddisfazione, soprattutto ti lascia nella storia anche in futuro per quello che è stato capace. Credo che questo, più che i risultati, ti dia una grande soddisfazione. Ma ti sei reso conto la prima volta che l'hai presentato di quello che avrebbe rappresentato nel futuro dello sport? Ma forse no, perché comunque lì per lì, quando sei molto incentrato nella tua preparazione sul fatto di programmarti di mese in mese per raggiungere un appuntamento importante, un europeo, un mondiale o addirittura un'Olimpiade, probabilmente certe cose passano in secondo piano, non perché non sono importanti, però perché pensi a fare il tuo dovere. E se la posso dire tutta, oggigiorno ancora a volte, magari riguardando le immagini, a volte non mi sembra vero, perché quando avevo 9-10 anni sognavo di fare un risultato di questo tipo, e quindi dopo tanti anni ognuno ha i suoi stati d'animo, vive di proprie emozioni e non tutti magari percepiscono subito al momento e si rendono conto di quello che hanno fatto. Ma credo che oggi, a distanza di anni, ti rendi conto che veramente hai fatto qualcosa di speciale. Beh, probabilmente, anche perché se mi trovo in un posto così bello a ricevere un premio così unico, forse è vero. Davide Cassani, è un anno e mezzo che rivesti il ruolo di commissario tecnico della nazionale, però diciamo con Cassani commissario tecnico è cambiato molto quello che riguarda il rapporto nazionale gare. Ti vediamo spesso con i corridori in tante corse. Ecco, pensi che sia il modo per far crescere i corridori o che altro progetto hai in mente? Il mio obiettivo è quello di vincere un campionato del mondo nei professionisti, ma non solo. Essendo il coordinatore di tutte le nazionali, insieme a Marino Amadori, commissario tecnico degli Under 23, e Rino De Candido, commissario tecnico degli Juniores, cerchiamo di portare avanti un movimento per cercare di valorizzare e di insegnare qualcosa ai corridori. Naturalmente in coordinazione con le squadre, perché sono loro quelle che allenano i corridori, sono i direttori sportivi che danno la possibilità a questi ragazzi di crescere bene. Noi cerchiamo di dare un contributo, abbiamo questi raduni mensilmente, ne faremo uno tra qualche giorno a Gabicce, dove chiamiamo 8 juniores e 8 under 23, abbiamo partecipato a diverse corse del calendario italiano e non solo, perché abbiamo fatto anche il Giro della Croazia e a gennaio abbiamo fatto anche il Tour de San Luis in Argentina, proprio perché diamo la possibilità ai giovani di fare esperienza. Cosa c'è di meglio per un under 23? Correre in mezzo ai professionisti, e quindi a parte che stiamo portando avanti il progetto che è partito con Paolo Bettini, perché già lui aveva cominciato a creare degli stage, aveva cominciato ad allargare la sfera della maglia azzurra non solo un giorno all'anno ai campionati del mondo, ma in altri eventi. Mi sembra comunque che per ora di lavoro ce n'è tanto da fare, perché purtroppo al momento mi sembra che le speranze di portare la maglia di campione del mondo in Italia non siano tantissime. Non ho un Bettini in bicicletta, non abbiamo un campione che ci può dare garanzie tali per poter aspirare o essere tra i favoriti in un campionato del mondo, però ci sono giovani interessanti che stanno crescendo, e sapevo benissimo che l'anno scorso a Ponferrada non avevo una squadra per poter vincere un campionato del mondo, anche se poi non siamo partiti battuti, abbiamo cercato comunque di inventarci qualcosa prima dell'ultimo giro, ma penso che a Richmond abbiamo qualche chance in più, anche perché, ripeto, i giovani dell'anno scorso hanno un anno in più, e quindi mi auguro di poter schierare una nazionale forte, anche se i favoriti sono altri.
Comunque, tornando al suo coordinatore, l'anno scorso con Moscon e Conci un po' di sfortuna l'abbiamo avuta, ecco, credo che forse qualche speranza in più ci sia a livello di juniores e under 23 piuttosto che professionisti. L'anno scorso con gli juniores abbiamo sfiorato la medaglia nella cronometro con Ganna, ed è un primo anno quest'anno negli anni 23 e sta andando già molto bene. Sì, siamo stati sfortunati anche tra i professionisti nella gara dei prof, non è che siamo stati sfortunati, ma la fortuna non ci ha dato una mano, perché comunque l'azione di Visconti poteva essere importante. Ma sai, questi giovani crescono, quest'anno se tutto va come dovrà andare, per quanto riguarda gli A23 ci sono corridori come Moscon, che come hai detto l'anno scorso è stato sfortunato cadendo nell'ultima curva dell'ultima discesa, è caduto anche Conci che tra l'altro quest'anno è al secondo anno dei juniores, ha vinto ma purtroppo è caduto domenica scorsa, si è rotto un gomito. Però abbiamo anche Consonni, ecco, l'anno scorso per portare esempi, Giro delle Fiandre, Tour de Picardie, gare di Coppa delle Nazioni, mai uno nei primi 15. Quest'anno siamo arrivati secondi con Moscon al Giro delle Fiandre e abbiamo vinto il Tour de Picarda, Giro della Picardia con Consonni, e siamo nel ranking mondiale in quarta posizione quando l'anno scorso eravamo 20esimi, quindi qualcosa stiamo facendo, proprio perché già da un anno e mezzo abbiamo cercato di allargare i nostri orizzonti portando i nostri anni 23 a correre all'estero. Buon augurio, tanti auguri per il futuro. E allora, venendo alla festa di stasera, diciamo che Cassani a Lucca c'è spesso, sappiamo, ecco, però credo che ricevere questo premio sia una soddisfazione particolare. Sì, fa sempre piacere ricevere un premio e spero tanto che sia di buon auspicio. Alberto Francesconi viene definito il Matthews del calcio a Lucca. Credo che gli anni per te non passino mai. No, diciamo che sono stato bravo a mantenermi in forma e riuscire a giocare a 44 anni ancora in promozione. Quindi ho avuto una buona carriera di professionismo e ora mi sono dato... Quest'anno facevo allenatore e giocatore proprio per necessità per carenza di organico, se no stavo volentieri a sedere in panchina. Comunque credo che sia un gran riconoscimento quello che ti stanno dando gli sportivi lucchesi per quello che hai fatto e che stai facendo nel calcio. Sì, diciamo che mi sento un fortissimo dilettante perché in confronto a questi campioni che ho stasera accanto a tavola mi sento un po' l'intruso, come visto loro li guardavo quando ero piccolo alle Olimpiadi su Rai 1, quindi esserci accanto è un piacere e un onore. Credo che comunque ancora una volta Valterniere ha dimostrato che a Lucca c'è grande attenzione per lo sport e per gli sportivi lucchesi. Sì, direi, anzi sottolineerei la sua passione, perché io infatti sono venuto qui per il piacere personale e poi anche perché ho visto che lui ci mette anima e cuore e quindi era giusto fare la presenza, visto che insomma, me la sono conquistata, anche giusto darla. Sapendo che stasera sarebbe stato presente, ho guardato un po' la storia e ho visto che sono 21 anni che ormai non gareggia più, però credo che in Italia Meneghin per tutti gli sportivi, tutti gli appassionati di sport è ancora un personaggio incredibile. Ecco, il fatto che tutti la riconoscono non solo come per il basket, ma come sportivo, gli dà una sensazione particolare. No, avevo paura che dicessi che mi riconoscono per il naso, anche per quello. Ma diciamo che io ho avuto la grande fortuna di giocare sempre con grandi squadre, con grandi club al fianco di grandissimi campioni. Abbiamo vinto tantissimo, anche con la nazionale abbiamo vinto molto e ho giocato tantissimo, ho smesso di giocare quando avevo 44 anni e quindi è logico che sia un po' più riconosciuto da tutti quanti. Poi sono rimasto nell'ambiente della nazionale con i vari allenatori, Messina, Tanevic, Recalcati, che hanno vinto tantissimo. E quindi io ero sempre dietro, mi mettevo dietro nelle foto e dico va che c'è anche lui lì. Però devo dire che mi sono divertito tantissimo, ho avuto la fortuna di fare una cosa che mi piaceva, non avevo grandi problemi a fare sacrifici, vuol dire allenarsi, viaggiare eccetera. E alla fine, come sempre in tutte le cose, il lavoro paga. Per cui sono felice di aver fatto quello che ho fatto e sono stato fortunato perché se non avessi avuto i grandi compagni di squadra, i grandi allenatori, i grandi club non avrei potuto fare niente.
Comunque anche lei ha fatto tanto per i club di cui ha fatto parte, perché credo anche che negli ultimi anni tanti atleti nel basket magari siano andati all'estero, abbiano cercato un'altra fortuna, ma forse il basket ne ha risentito, il basket italiano. Ma se lei si riferisce ai nostri giocatori che sono nell'NBA, devo dire che sono il nostro fiore all'occhiello. Vuol dire che anche noi, oltre a Spagna, Francia, eccetera, produciamo giocatori di altissimo livello. E quindi gli occhi dei nostri giovani, dei nostri ragazzotti che cominciano a giocare sono guardati a loro, perché anche loro vorrebbero arrivare a quel livello. Devo dire anch'io, anche a me sarebbe piaciuto giocare nell'NBA, però la prossima volta, quando rinascerò, anche se non mi chiamano, andrò io a presentarmi e dire provatemi, se non sono capace mi mandate a casa. Grazie, e ora veniamo al premio Fedeltà allo Sport. Credo un bel riconoscimento, credo che è venuto volentieri a Lucca per questa premiazione. Sì, assolutamente, devo ringraziarli per l'invito. Avendo scorso un pochettino i nomi di quelli che sono stati premiati negli anni scorsi, quelli che sono premiati quest'anno, sicuramente è un motivo di grande orgoglio essere qui e ringrazio chi mi ha invitato a partire dall'amico Mascagni, quindi grazie mille. Imma Gentile viene premiata stasera al premio Fedeltà allo Sport, ma credo che è un premio oltre che personale, un po' per quello che rappresenta la famiglia Gentile per il basket, non solo a Lucca ma in Italia. Sì, diciamo che attualmente siamo in Italia ben conosciuti perché mio fratello ha fatto la sua carriera, ora ho i suoi figlioli che giocano altrettanto, tutti e due in Serie A, uno con l'Armani Jeans e un altro a Cantù, e io ancora oggi gioco attualmente con la società satellite delle Mura di Serie A che si chiama le Mura Spring in Serie B, quindi diciamo che la generazione continua, speriamo che questo sport vada avanti sempre più con sia donne che uomini che si appassionano. Come ti sei trovata a Lucca e come ti trovi a Lucca? Benissimo, infatti sono arrivata 4 anni fa, me ne sono innamorata e attualmente ho investito in un ambulatorio di fisioterapia che ho qui proprio a Lucca, quindi diciamo che ci resto, ho preso residenza, ci sto bene. Maurizio Marchetti, sindaco di Altopascio, sempre presente al premio Fedeltà allo Sport, a cui ha sempre collaborato, e credo che anche Walter Nieri, da quello che ci ha detto, è contentissimo di questa collaborazione che sta andando avanti sin dalla prima edizione. Sì, era una valutazione che stavo facendo qualche attimo fa quando ho visto che il premio Fedeltà allo Sport è alla 19ª edizione. Allora mi è venuto un attimino così di riflessione, perché indubbiamente come comune siamo stati presenti sin dal primo momento e ovviamente per quanto mi riguarda, essendo ormai stato eletto 4 volte come sindaco, che è una cosa un pochino particolare, un pochino strana, e ecco, mi ha fatto impressione questa cosa, ma dico, noi siamo stati presenti dal primo minuto, dalla prima edizione dove in qualche maniera non si conosceva neanche l'entità e l'importanza di questo premio Fedeltà allo Sport. Poi nel corso degli anni si è vista e indubbiamente io do questo merito a Walter. Walter è un magnifico organizzatore e indubbiamente il ritrovarsi una volta l'anno con una serata piena di campioni dello sport, dei vari sport, diciamo così, o delle varie discipline, è sicuramente piacevole, importante, e io, come dico sempre, lo sport va aiutato. Io, una delle cose che ho sempre fatto nelle mie amministrazioni è quelle di avere un occhio di riguardo allo sport, a tutti gli sport, perché indubbiamente dico, chi fa sport in qualche maniera non ha, in particolar modo rivolte ai ragazzi, non ha possibilità di pensare a cose diverse, perciò dico, fa bene, bisogna che le amministrazioni aiutino lo sport, è bene che Walter ogni anno in qualche maniera ci stimoli e ci ricordi l'importanza dello sport. Ivano Fanini, socio onorario ma sempre presente al premio Fedeltà allo Sport, ancora una volta Walter ha messo insieme degli atleti che credo abbia creato una serata memorabile anche questa volta. Ma io appunto credo che ci sarà stato già altre interviste, mi immagino che avranno già fatto tutti i nomi, però quando a una premiazione ci sono gente come Meneghin, gente come la Vaccaroni, gente come Passina, e poi se ci mettiamo Fondres, che è il 10° campione del mondo che arriva qua, Cassani, che è l'uomo giusto al punto giusto per sostituire appunto Franco Ballerini e Alfredo Martini,
e credo proprio che non poteva fare di più. Poi ce ne sono tanti che non mi vengano i nomi. Io direi che una cosa come Walter riesce a fare tutti gli anni merita una cosa, e visto che mi hai dato un po' lo spunto a chiedermi le cose su Walter, la vorrei dire ora in diretta. Vorrei che ultimamente ne ho già parlato con vari soci onorari, e l'anno prossimo sicuramente alla prossima premiazione un premio speciale va dato a Walter Nieri, e quindi la Sfinge d'oro va data proprio a lui per tutto quello che ha fatto, per essere l'unico al mondo lucchese. Credo che non esista altri personaggi che possano aver portato tutti gli sport in cima al mondo per queste premiazioni come ha fatto Walter Nieri, e quindi devo dare atto che la Sfinge d'oro l'anno prossimo, insieme, spero che possa arrivare anche Nibali, che possiamo trovare una data giusta che non abbia impegni e che possa venire a ritirare sia il premio di quest'anno e magari che vinca anche quello dell'anno prossimo. Daniele Martinelli è un socio fondatore di questo premio Fedeltà allo Sport. Siamo a 19 edizioni, ma mi sembra che qui non ci si fermi mai. No, non ci si ferma mai, tra l'altro già l'anno scorso è diventato maggiorenne il premio Fedeltà allo Sport, ha 19 anni quanto il mio figliolo, quindi è nato con mio figliolo, nel mese del mio figliolo e tutto. Ora io mi volevo un attimo allacciare anche al discorso che ha fatto prima, ho sentito Ivano, e credo che sarei contento anch'io e anche tutti gli altri soci che il prossimo anno la Sfinge d'oro di darla a Walter Nieri, perché chiaramente credo che in tutti questi anni ha superato pesti, crisi, di tutto, è sempre andato avanti, e quindi forza, Sfinge d'oro. Siamo a Gragnano e non poteva non essere presente, come spesso è avvenuto nel premio Fedeltà allo Sport, Piero Pieroni, che abita qui a pochi metri. È un premio che ti vede presente, sei stato anche premiato in passato, ma soprattutto Walter Nieri ti vede sempre come un personaggio che deve essere presente a questa manifestazione. Sì, c'è un'amicizia ormai con Walter Nieri che dura da anni. Alcune volte gli ho dato una mano per far venire giù Roger, De Vlamico e Bernardino. Poi magari ora non ci sono più grandi campioni, allora non c'è più bisogno. Vorrà dire che magari un altro anno farai venire qualche corridore dall'estero, magari Contador, chissà. Ma speriamo di far venire qualche italiano che almeno si vince qualcosa, che Nibali sia ancora sulla cresta dell'onda, magari che rivinca il Tour. Ecco. Un premio Fedeltà allo Sport che ti dicevo ti vede anche quest'anno presente, e anche quest'anno tantissimi personaggi qui messi insieme da Walter Nieri. Nieri vive ormai per questa manifestazione Fedeltà allo Sport e riesce a fare sempre miracoli, e di questi tempi non è molto facile fare miracoli. Emilio Morganti, vice disegnatore degli arbitri di Serie A, presente anche l'anno scorso qui al premio Fedeltà allo Sport. L'anno scorso occupava degli arbitri di Serie B, quest'anno Serie A. Il premio Fedeltà allo Sport porta anche bene a coloro che sono presenti. Allora diciamo così, che porta bene, poi magari qualcosa del lavoro sarà contato, però sono contento, anzi quest'anno non sono da solo, c'è anche Gianluca Rocchi in rappresentanza proprio degli arbitri. Mi sembra che quest'anno, come al solito, le polemiche ci sono state, ma credo che come ogni anno siamo andati avanti. Un po' di sale serve sempre su tutte le pietanze, anche per questo campionato. Poi ora ancora scudetto a parte, forse la zona retrocessione, ci sono gli ultimi posti per la Champions e l'Europa League da decidere, 4 partite, 4 turni da fare. Già pronto per i 4 turni? Sì, nella testa sì, poi dobbiamo aspettare domenica per domenica i risultati, anche noi andiamo dietro ai risultati che sono quelli di fare le cose giuste in mezzo al campo. Ecco, quanto diciamo siete condizionati o gli arbitri sono condizionati da tutte quelle pressioni che ci hanno intorno alla televisione? No, noi viviamo ormai, cioè essere arbitri non è essere subito catapultati in Serie A o in Serie B, che sono i campionati massimi della nostra federazione. Essere arbitri si parte, quindi le pressioni, si parte fin da ragazzi ad avere pressioni a qualsiasi livello, poi si cresce e ormai la corazza è dura. Grazie e magari ci vediamo l'anno prossimo. Magari, grazie a voi. Francesco Franceschini, presidente dell'ERP di Lucca, non solo di Lucca ma della Piana di Lucca, della provincia di Lucca, giusto? Però qui stasera come socio onorario
del premio Fedeltà allo Sport. Credo che ancora una volta ci troviamo di fronte a una manifestazione di altissimo livello, grazie a voi che contribuite, ma anche grazie a Walter Nieri e tutto il suo impegno. Sicuramente, stasera è una serata che si parla di sport e non si parla di casa. Lo sport è bello e Walter riesce a fare queste cose perché lui è un vulcano. Io in rappresentanza dei soci posso solo dire che devo anche ringraziare tutto il lavoro che viene fatto in questo anno, anche e soprattutto a livello di ricerca. Vanno ringraziati gli sponsor, va ringraziata anche la stampa che sta seguendo questo premio tutto l'anno con tutta una serie anche di messaggi, e siamo arrivati stasera al clou finale. Stasera Walter Nieri credo che farà riparlare di sé a lungo, e sono convinto che noi come soci lo sosteniamo sempre, perché io ho conosciuto Walter perché sono un appassionato di sport, di ciclismo. Quando facevo il criterium degli assi, te lo ricordi anche te, il criterium Mario Cipollini, sono riuscito a portare 15.000 persone in una zona, direi, bellissima del comune di Capannori, dove Mario abitava, e non è stato semplice. Di lì è nata un'amicizia e una stima con Walter che prosegue in tutti questi premi Fedeltà, e sono convinto che anche stasera sarà una bella serata di sport, di fedeltà allo sport, sia per quelli che hanno dato sia per i giovani che stasera saranno premiati. Grazie. Gianluca Rocchi, arbitro internazionale di calcio, qui presente al premio Fedeltà allo Sport. Ogni anno Walter Nieri invita dei personaggi e anche arbitri importanti. Credo che l'essere presente a questo premio Fedeltà allo Sport e essere premiato con la Sfinge d'Oro sia una soddisfazione ancora di più per quello che ha fatto nella sua carriera. Ma sicuramente è un bel riconoscimento, anzi ringrazio chi ha avuto l'idea appunto di consegnarmi questo premio. Io ho un'idea molto chiara sui premi, che quando comunque ricevi un riconoscimento è sempre una soddisfazione, perché qualcuno ha pensato al tuo nome, per cui è sicuramente una bella soddisfazione. Oggi essere arbitro in Serie A è sempre, vuol dire essere sempre sotto pressione, essere sempre in queste fasi finali di campionato, essere tirato da mille parti. Come si riesce a mantenere l'equilibrio in questa situazione? Ma cercando di andare in campo con la massima tranquillità e con la sicurezza insomma, che hai delle esperienze importanti alle spalle, per cui su quella devi fare chiaramente la tua forza, e poi tranquillamente cercando di arbitrare nella maniera più corretta possibile ed essere il più equilibrato possibile. All'arbitro si chiede questo oggi, l'equilibrio, cioè l'essere il più coerente e equilibrato con entrambe le squadre. Come dicevamo prima, quest'anno ci sono le finali tra poco delle coppe internazionali, visto le presenze di squadre italiane non sarà facile, ma nell'eventualità che non arrivino le squadre italiane si aspetta di essere nominato e scelto per una finale. Ma non so, questo purtroppo non dipende da me, perché non possiamo... L'augurio c'è. Uno spera sempre, insomma, non è che possiamo autodesignarci. No, d'altra parte ci sono le italiane in corsa e credo, insomma, auguro alle nostre squadre di arrivare in finale il più possibile, e possibilmente tutte, perché comunque per il movimento del calcio italiano è molto importante, molto più importante avere una squadra che non un arbitro. La mia curiosità, ma un arbitro è tifoso di una squadra o no? Ma di fondo non riesce a esserlo, perché il nostro ruolo è talmente diciamo super partes che non riesce assolutamente a essere, anche avere un'idea di tifo per una squadra. L'obiettivo tuo è comunque tifare sempre per te stesso, perché è la tua figura, la tua immagine che è quella che poi alla fine conta. Un'altra domanda, ma il lunedì l'andate a vedere le pagelle sui giornali o no? Ma sì, io generalmente guardo tutto, nel bene e nel male, preferisco conoscere quello che dicono di me un po' dappertutto, poi l'idea chiaramente della partita me la faccio, è l'idea mia quella che conta, e soprattutto è l'idea di chi mi designa e di chi mi deve gestire, però io guardo sempre tutto, perché comunque sono curioso di sapere quello che dicono. Dorina Vaccaroni con la Sfinge d'Oro del premio Fedeltà allo Sport, è un riconoscimento che ci sembra abbia apprezzato con grande soddisfazione. Beh, qualsiasi premio penso sia una bellissima soddisfazione, e prenderli ancora magari dopo anni di inattività con la scherma a Lucca, dove la città è meravigliosa, dove l'ospitalità della gente è grande, fa sempre piacere.
Senta, noi però siamo qui perché siamo anche appassionati di ciclismo. Lei mi hanno detto che è ancora fortissima nelle Gran Fondo. Ci dica un po' come va l'attività della Gran Fondo in bicicletta? Beh, diciamo che ho iniziato 12 anni fa a fare ciclismo, ho cominciato a gareggiare a livello pian pianino, poi ho cominciato a vincere le Gran Fondo, poi ho fatto 2 anni con le professioniste e dopo 100 Gran Fondo che ho vinto ho pensato di darmi all'ultra cycling, quindi una ancora più difficile, dove ci sono percorsi dai 400 ai 1200 km non stop, e dove credo che questo mi permetterà di attraversare l'America il prossimo anno. Quindi l'obiettivo è quello? L'obiettivo è la RAM, famosa traversata New York-Los Angeles. Ed ora, visto che ogni volta che abbiamo intervistato i personaggi avete visto accanto le 2 miss, sentiamo almeno come si chiamano, così si presentano al nostro pubblico. Sara, Alina. Allora, grazie e buon lavoro per la serata. Grazie a lei. Grazie. Concludiamo a questo punto con Walter Nieri, l'organizzatore di questa bellissima serata. Ancora una volta, è la 19ª volta, sei riuscito a mettere insieme tantissimi sportivi e di tantissime discipline. Credo che tu debba essere veramente soddisfatto anche di questa serata. Sì, il sogno praticamente si ripete tutti gli anni, poi si avvera, nel senso che trovarmi con tanti personaggi dello sport e vedere l'aggregazione con anche i miti di Lucca. Stasera c'era anche Alberto Francesconi, per dirne uno, a 44 anni gioca ancora, fa l'allenatore e giocatore. Sono cose simpatiche che fanno sicuramente bene allo sport e una bella promozione, penso. Non solo una bella promozione, ma credo un grandissimo impegno. Ecco, spiegaci un po' quanto tempo ci impieghi per riuscire a contattare e avere la conferma da tanti atleti e da tanti sportivi. Più che altro è lo stress e avere le adesioni sicure dei partecipanti, quello è sempre più difficile dopo vari tentativi, contatti telefonici e poi bisogna anche aspettare le risposte, e poi il difficile, come sai, in un periodo così delicato è trovare le sponsorizzazioni che possano coprire l'intera manifestazione. Per ora ci siamo riusciti, speriamo di farlo anche in seguito. Anche perché ormai siamo a 19, l'anno prossimo festeggeremo il 20ennale, magari con qualche idea, come sempre, nuova da parte di Walter Nieri. Ma speriamo, sicuramente ormai al 20° ci si arriva, speriamo di proseguire, ma io andrei anche al 100°, finché si può, finché ce lo consentono i soci onorari, che ringrazio indistintamente perché sono eccezionali, ci accompagnano sempre in questa nostra piccola avventura. Ringrazio anche come sponsor il Comune di Altopascio e Maurizio Marchetti, che anche quest'anno ha avuto fiducia in questa nostra iniziativa, poi lui viene volentieri perché è un grande sportivo. E a questo punto dal Country Club è tutto per questa splendida serata che abbiamo vissuto in occasione del 19° premio Fedeltà allo Sport. L'appuntamento a tutti per la prossima trasmissione.